volevo iniziare a presentare un personaggio in punta serio, di piedi. in punta di piedi, anzi proprio non solo in punta di piedi, da cima a fondo. È un personaggio particolare, servirebbe anche un'atmosfera particolare. Ma guarda quindi, che Gianni Turco te la crea l'atmosfera. No, ma è una musica di sottofondo che c'è il dovreste fare maestro. voi. La dobbiamo fare noi. Non so, ecco, magari lui dà la giusta tonalità. Non so se conoscete questa canzone che fa più o meno così, non so se mi ricordo le parole. Alleluia, alleluia, alleluia. Chi è? Chi è? È un tedesco. Ti lasciamo. Gabriele Ti Marconi. lasciamo Gabriele Marconi. Oggi a voi che è giovani dico che bisogna difendere i valori cristiani che sono sempre più in crisi. Persino il TG4 ha smesso di avere fede. E mi rivolgere a tutti i più giovani: non pensate troppo al sesso, che rappresenta il male, e per abbattere il male bisogna innalzare il pene. Vabbè, si scherza. Vabbè, noi scherziamo sul fatto che il nostro sommo pontefice è straniero, però ci sono anche italiani che storpiano le parole. C'è per esempio un giornalista, non so se lo conoscete, ma sicuramente, insomma, no, non lo conoscete forse come giornalista. Sapete che Luca Giurato fa il giornalista, io lo dico sempre, sembra strano, ma d'altronde i giornalisti sono considerati degli impiccioni, e Luca Giurato che fa quando parla? Si impiccia. Non solo quando parla, pure quando cammina, che ha tutti i movimenti strani, no? Tipo questo, che pare che c'ha le manette, che in effetti Luca Giurato dovrebbe essere arrestato per appropriazione indebita della lingua italiana. Eccoci qua, un saluto a tutti dal vostro Luca Girato. Dove state? Ma vi siete spostati? Qua state, ah che bello! Stefania 110, come va? Tutto bene? Sono Luca, contento, bene, sempre bene. bellissima, mi fa Grazie, molto tesoro. piacere. Secondo me dovresti fare un concorso di bellezza, ce ne sono tanti, pure al Giro d'Italia ogni volta fanno un concorso di bellezza femminile come migliore Ma perché ti muovi sommelier. sempre, Luca? Come? Mi muovo sempre perché mi trovo un po' a disagio ho quando capito. la terra è ferma, e allora sono abituato a lavorare sulle navi, capito? Vabbè. Dicevo che appunto per me dovresti fare un concorso tipo la più bella sommelier. Ma che io non sono Sì, sommelier. sì, mi stappa. Ah, grazie. È una Sei cosa carino, bellissima. Luca. C'è anche una super maggiorata, la fascia per la super maggiorata, mischianti. È una cosa. Ma scusate, adesso vi saluto, devo andare a un concorso di bellezza al bagno. Vai, Mi scappa. Oddio. Però ci sono anche giornalisti seri, professionali, tipo Bruno Vespa, no? Che è il classico giornalista che pare che ci gode quando può dare le notizie di disgrazie, di catastrofi, di cataclismi. Non a caso fa una trasmissione per testimoni di Geova, porta a porta. Buonasera da Bruno Vespa che vi parla. È una notizia purtroppo drammatica, riguarda il giornalista Giuliano Ferrara, che è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato da sua moglie, la quale si è poi giustificata dicendo era l'unico modo per farlo secco. Ma ci sono anche giornalisti un po', diciamo, quelli che non è che si muovono tutti, ci sono pure quelli che non si muovono mai, soprattutto dalla televisione. E chi lo smuove quello? Maurizio? Buonasera, eccoci qua, Questa sera abbiamo un ospite speciale, un ospite con le palle, mia moglie. Che non c'è mia moglie. Allora passiamo invece a presentare una donna, Cristiano Malgioglio. No, non c'è Cristiano Malgioglio, scusa, c'è un giornalista che non te capite se uomo o donna, Piero Angela, capito? Piero Angela, uomo donna. Ecco un'atteria per Piero Angela, questa è un'atteria che proviene direttamente dal negozio di Cicciolina. Ma ricordate Cicciolina ha aperto il negozio dopo essere stata aperta per tanto tempo? Lei
aperto un negozio di tete, di poltrone, di divani, insomma tutta roba per sedere. Piero Angela Tigla! Buonasera e benvenuti nel mondo di Quark. Questa sera avrei voluto parlarvi dei pesci. I pesci con le spine seguono la corrente, gli altri vanno a batterie, ma preferisco invece parlarvi di una specie di animali che quando non volano stanno sempre in mezzo a noi. Gli uccelli. Ci sono vari tipi di uccelli maschi e uccelli femmini, ad esempio il fringuello che sente il bisogno della fringuella, il passero che sente il bisogno della passera, la gazza che sente il bisogno del tornatopo.